buon pomeriggio. Anzitutto mi presento, sono Stefano Miotto, direttore generale di Confindustria Veneto SIAV. Siamo ormai giunti abbiamo superato i 15 appuntamenti di questo nostro roadshow sui 100 luoghi di Industria 4.0 della sostenibilità. Come in tutte le altre edizioni precedenti, siamo in azienda, una bellissima azienda che si chiama IPV PAC tra Padova e Vicenza, mettiamola così giusto perché abbiamo molti collegamenti anche non veneti. E la prima cosa che volevo fare è dare la parola all'amministratore Simone Palma per un breve saluto iniziale al padrone di casa. Prego Simone, grazie dell'ospitalità. Grazie a voi, buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Vi lascio la parola. Grazie Simone. Allora chiederei cortesemente alla regia di darmi il programma della giornata, così vi racconto un po' il menù del giorno. Allora, come sempre avviene, sostanzialmente avremo prima di tutto i saluti introduttivi che saranno effettuati da Enrico Del Sole, che è vicepresidente di Confindustria Veneto Est e che ha avuto poi nel corso degli anni ha sempre seguito tutti i temi dell'innovazione, in particolare del 4.0, quindi l'associazione ospitante apre in qualche modo questo evento. Poi vi dirò io due parole soltanto due numeri più che due parole su questo roadshow che continua ad avere, devo dire, con grande nostra soddisfazione, molto successo. E poi ecco, darò la parola al dottor Romano Negrisoli, che è qui proprio al mio fianco, di Unicredit, perché Unicredit fin dall'inizio ha sostenuto il nostro roadshow e quindi dobbiamo ringraziare Unicredit per questo sostegno. Avremo poi invece la parte, ma non ve li presento tutti, ve li presenterò quando arriveremo sostanzialmente al dunque, e quindi avremo tutta una serie di manager di questa azienda che ci racconteranno e ci aiuteranno a fare quella che facciamo sempre nel corso del nostro roadshow, cioè una visita virtuale dell'azienda, andando a raccontare sostanzialmente un po' quello per pillole, ecco, facendola visitare virtualmente. A conclusione dei lavori ci sarà come sempre il presidente Marchesini di Confindustria con la delega alle filiere e alle medie imprese e devo dire, sapete, questo progetto è nato dal Veneto ma poi è diventata una buona prassi nazionale di Confindustria e quindi abbiamo avuto sempre la fortuna di essere accompagnati dal presidente Marchesini in queste visite virtuali e quindi sentiremo con grande interesse il suo intervento conclusivo. Mi pare di aver un po' declinato il menù e quindi a questo punto la palla passerebbe a Enrico Del Sole, vicepresidente di Confindustria Veneto Est. Chiedo cortesemente a Enrico se riesci ad accendere la tua webcam e prego l'intervento. Eccolo qui. Buongiorno, buon pomeriggio Enrico. Grazie Stefano, buongiorno a tutti, ben trovati. E porto i saluti del presidente Leopoldo Destro di questa nuova realtà che si chiama Confindustria Veneto Est, proprio nuova, che raggruppa le 4 province come ormai sapete. E devo dire che sono anni che sto seguendo quello che sta portando avanti come progetto dell'Industria 4.0 e ovviamente adesso anche la parte di sostenibilità, quindi un ringraziamento va a Stefano Miotto, Confindustria SIAV, per questa iniziativa veramente di successo. E non posso che ringraziare per l'ospitalità l'amministratore unico, ci tiene ovviamente a rimarcarlo, Simone Palma, e il partner, il dottor Romano Negrisoli di Unicredit. Devo dire che sono stato molto sorpreso perché da poco ho un cagnolino, quindi mi sono un po' documentato su quello che fa IPV PAC e devo dire che ho trovato un'azienda veramente straordinaria, un'azienda 4.0, fa green packaging, ovviamente il suo mantra sono responsabilità, rispetto della vita, protezione della natura, economia circolare, cioè tutti i temi che oggi sono fondamentali perché un'azienda possa sopravvivere in un mondo che si sta sempre più orientando verso i parametri ESG, un'economia sostenibile e circolare. Quindi devo dire che seguirò con grande attenzione oggi questa bellissima realtà che tra l'altro è in un territorio straordinario, Carmignano di Brenta,
e quindi complimenti all'amministratore e a Simone Palma per questa bellissima realtà che oggi ci racconterà e farà parte del novero delle aziende che abbiamo incontrato, che sono le punte di diamante di questo territorio, di questa regione, che è straordinaria sotto tutti i punti di vista. Grazie. Grazie mille Enrico, anche da utente sei molto esperto, ho visto, anche se da poco, ma insomma da utente voglio dire dei prodotti di Simone Palma. Grazie ancora, grazie del tuo sostegno, buon pomeriggio. Benissimo, allora chiedo ancora alla regia un aiuto per mettere le 3 slide, soltanto per raccontarvi velocemente il progetto, che insomma è già abbastanza noto. Praticamente il progetto nasce, abbiamo cercato di emulare un progetto che arrivava dal Baden-Württemberg, un progetto che si chiamava Undertorte, quindi di nuovo 100 luoghi, e lo abbiamo portato qui. La differenza fra quel progetto che voleva mettere in rete una serie di fabbriche vetrina sul 4.0 e il nostro è che lì c'era Siemens, c'erano grandi aziende, e noi invece lo abbiamo fatto in salsa veneta, e quindi abbiamo già una rete sostanzialmente di una settantina di aziende che hanno aderito a questo progetto, e trovate, vedete in questa slide, nel nostro sito, dove potrete vedere sia la geolocalizzazione, la descrizione dell'azienda, il progetto 4.0. Devo dire che fortunatamente anche per il successo del progetto questa è diventata una buona prassi nazionale, quindi oltre alle fabbriche vetrina del Veneto, nel sito di Confindustria è replicato il progetto con le fabbriche vetrina a livello nazionale. Ecco, quello che abbiamo fatto in più in questo progetto è stato, ecco, vedete qui tutte le aziende che ad oggi hanno aderito alla nostra rete di imprese di Industria 4.0, e aggiungo anche della sostenibilità, perché abbiamo visto che in realtà, e lo sappiamo bene, insomma, i due trend vanno assolutamente di pari passo, si intrecciano per lo sviluppo aziendale. La cosa in più che abbiamo fatto, abbiamo provato a fare un roadshow, ecco, perché oltre ad avere il sito, e comunque è una immagine statica delle aziende, mentre invece noi riteniamo che sia molto importante avere un'immagine dinamica, e per farlo appunto, ed è una condizione per aderire a questo nostro progetto, le imprese devono aprire la porta agli altri imprenditori, agli altri stakeholder. Ovviamente l'abbiamo dovuto fare all'inizio, l'abbiamo fatto fisicamente, vedete i primi numeri dei primi 5 eventi che abbiamo fatto nel 2019 durante appunto la pandemia, ma poi in realtà quello che abbiamo dovuto fare è stato sostanzialmente virtualizzare, ci siamo specializzati in questo nuovo lavoro, vedete tutte le varie tappe. La cosa che ci ha colpito, e anche oggi devo dire ha confermato le performance questo nostro roadshow, è che di fatto abbiamo ottenuto più di 1000 partecipanti ai nostri roadshow, e devo dire che c'è anche una fortissima partecipazione di imprenditori e di aziende, e quindi diciamo la cosa interessante è che sta davvero creando un po' una community tra imprenditori. Questo è un po' penso anche il valore aggiunto che riusciamo a trasferire. Non è l'unico valore aggiunto, perché come Digital Innovation Hub, assieme alle territoriali del Veneto, abbiamo sostanzialmente messo in piedi un progetto che consente di avere degli audit sulla maturità digitale di impresa. È iniziato con 4 manager a livello nazionale, ma adesso appunto continua anche a livello locale, la possibilità di avere degli audit approfonditi, gratuiti, svolti da manager esperti sulla maturità digitale di impresa, che restituiscono poi una roadmap di miglioramento. Questo penso sia un grosso valore aggiunto, a vedere anche il gradimento che manifestano le imprese. Ecco, questo è un po' quello che abbiamo realizzato fino adesso, ma adesso entriamo nel quotidiano, e quindi io con piacere lo ringrazio per la presenza, stavolta non virtuale, e passerei la parola al dottor Negrisoli, area manager di Unicredit, per un suo primo intervento, e di nuovo parleremo di digitalizzazione e sostenibilità, che saranno un po' i leitmotiv di tutto questo nostro percorso. Quindi grazie mille per la presenza, ti passo il microfono. Allora, buon pomeriggio, grazie per l'invito a questo evento che sono certo sarà ricco di spunti, come lo sono stati anche gli altri di questa serie, e che ci dà modo anche di continuare la collaborazione con Confindustria Veneto Est, della quale siamo davvero contenti e orgogliosi. Ringrazio anch'io l'amministratore delegato Simone Palma, amministratore delegato di IVP PAC, che ci ospita in questa prestigiosa sede. Allora, qual è l'esperienza di Unicredit sui temi dello sviluppo sostenibile e della innovazione, alla quale poi la digitalizzazione è spesso una declinazione quasi irrinunciabile? Devo dire che dal nostro osservatorio, che in qualche modo è privilegiato,
vediamo che lo snodo cruciale è sempre quello delle competenze. Sui temi della sostenibilità e dell'innovazione non ci si può improvvisare, sono delle aree d'azione in cui non si può davvero procedere in modo randomico, in modo superficiale. Quando lo si fa ci torna tutto indietro come un boomerang, vedi ad esempio i fenomeni del green washing. E tra l'altro qui nel Veneto c'è un detto che mi piace molto, che dice che non è la tasca che fa la testa, ma è la testa che fa la tasca. Quindi serve sempre davvero rigore e disciplina sul tema delle competenze. Tra l'altro ho scoperto recentemente che anche l'etimologia della parola è molto bella, perché significa proprio procedere insieme. Quindi intorno alle competenze ci si aggrega per creare valore, generare come dire, distintività, elettività anche. Le competenze non sono mai divisive e questo ce l'hanno detto in modo molto pronunciato, in modo potente, stakeholder di territori, imprenditori, il mondo accademico, nel forum del Nord-Est che abbiamo recentemente organizzato a novembre al Museum M9 a Mestre. È emerso che le competenze sono assolutamente centrali, ma non solo quelle cosiddette hard, quelle tecniche, tecnologiche, ma anche quelle soft. Nel mondo dell'innovazione e della sostenibilità è veramente necessario generare discontinuità, e quindi servono delle competenze che riguardano l'engagement, l'energia, la determinazione. Non si può, diciamo, avere un approccio come gli anglosassoni lo chiamano quiet quitting, cioè un adagiarsi di conformità. Qui è veramente necessario metterci quel quid di diverso che consente un po' di evolvere anche, se volete, da un modello tecnocentrico a un modello antropocentrico, cioè dove l'uomo è veramente diciamo al centro di un progetto. Però c'è un problema, il problema è che le competenze costano, no? E allora qui, lo si diceva prima, se sei una grande azienda, perché poi è sempre un tema di DOM, di dimensione ottimale minima, come la metti, nel senso puoi magari comprare competenze da delle start-up, puoi generare ricerca e sviluppo in house, però come dicevo, come la metti, fai massa, fai scala, ce la fai. Se fai parte della parcellizzazione che gira intorno, chiaramente sei un po' più in difficoltà, e se pensiamo che in Federmeccanica il 90% degli associati ha meno di 10 dipendenti, capite che questi anelli piccoli, non dico deboli, piccoli, hanno comunque il bisogno di supporto a livello di competenza. E qui entra un po' in gioco anche, no, il ruolo, se volete, della banca. No? Qual è il nice to have, qual è il desiderata appunto di queste piccole e medie imprese? Il desiderata è avere, ripeto, della consulenza. Allora, sul tema dell'innovazione, sappiamo che ci sono risorse finanziarie molto importanti nel PNRR. Se pensiamo che nella missione 1, innovazione, digitalizzazione, competitività, turismo e cultura, ci sono 40 miliardi, sulla missione 4 ce ne sono altri 30 sull'istruzione e la ricerca, le piccole e medie imprese ci chiedono aiutateci, no? A partecipare ai bandi, aiutateci in qualche modo a poter utilizzare queste provvidenze agevolative. Abbiamo quindi posto in essere una task force che raggruppi un po', raduni un po' le migliori competenze della banca in tema di risk management, anche a livello di network, in tema di competence line, in modo tale da creare delle corsie privilegiate su questi temi. Quando non riusciamo con le consulenze, diciamo, in-house a fornire un supporto efficace alle piccole e medie imprese, ci appoggiamo dei consulenti esterni. Ecco allora il recente accordo che abbiamo fatto con PricewaterhouseCoopers con la costruzione di una piattaforma digitale alla quale i nostri clienti possono avere libero accesso. In questa, diciamo, piattaforma vengono inserite tutte le schede sintetiche afferenti le provvidenze agevolative
locali, regionali, nazionali e finanche europee, in modo tale che ogni azienda possa vedere se esistono delle leggi tagliate sulla propria realtà. Nel momento in cui si vede un minimo di eleggibilità, c'è la possibilità di una prima valutazione preliminare di compatibilità, dopodiché se effettivamente ci sono tutte le possibilità, PricewaterhouseCoopers dà la consulenza necessaria per partecipare al bando, che by the way implica sempre delle finestre temporali brevissime, e quindi si caricano digitalmente i documenti in procedura, sempre con evidentemente il supporto di Price, e si arriva anche alla rendicontazione di tutto il processo per l'accesso ai fondi agevolati. In particolare invece sulla digitalizzazione, altro tema sentitissimo, se pensate che siamo al 20° posto nell'Unione Europea su 27 Stati membri, e abbiamo anche fatto qualche progresso perché eravamo al 25° posto. Abbiamo fatto un accordo con Microsoft in modo tale da portare, abbiamo 100.000 piccole e medie imprese come clienti, portarle su questa piattaforma da cui diciamo, ci sia la possibilità di prendere applicativi e competenze appunto digitali in tutti i settori merceologici, e quindi c'è veramente a livello settoriale la copertura totale a livello Italia. E poi parliamo sempre di competenze su larga scala, però alla fine le abbiamo anche sui territori. Quindi abbiamo fatto degli accordi locali con i protagonisti delle competenze locali, e quindi con SMACT, con Foundation Open Factory, con Upskill, con i center, e spero di non dimenticare nessuno. Ecco, poi invece sul tema dello sviluppo sostenibile, allora, di nuovo comunque nel momento in cui si aiutano le piccole e medie imprese sul fronte della digitalizzazione, di fatto aiutiamo anche lo sviluppo sostenibile, perché ci sono vari studi, forse il più autorevole è quello di Ambrosetti, che dimostrano, comunque prevedono che appunto grazie alla digitalizzazione tra il 2020 e il 2030 ci sarà una riduzione delle emissioni di gas serra fino al 10%. Quindi digitalizzare serve anche per avere meno impatto ambientale. Dopo però nello specifico, di nuovo, se parliamo di PNRR, nella missione 6 sulla rivoluzione verde, la transizione ecologica, ci sono 60 miliardi di euro, quindi di nuovo possiamo aiutare le piccole e medie imprese con la piattaforma di cui ho parlato prima e con gli accordi di cui ho parlato prima. Poi è chiaro che lì non possiamo che fare il nostro mestiere, e quindi abbiamo preparato e costruito dei finanziamenti specifici. Uno è Futuro Sostenibile, che consente di dare una premialità alle aziende in funzione del raggiungimento di indicatori specifici di performance legati appunto alla sostenibilità. Infine la formazione. Tramite l'Università di Unicredit, in collaborazione poi con il Politecnico di Milano, abbiamo formato e certificato degli specialisti nel mondo di ESG, affinché si possa dare di nuovo consulenza alle aziende su temi come il bilancio di sostenibilità, il rating ESG e via di questo passo. Io concludo, ecco, faccio solo un'ultima considerazione sul tema della sostenibilità. Quello che vediamo è che si sta facendo un bel salto in avanti, perché vedo che anche le piccole e medie imprese stanno evolvendo nell'interpretazione, nel senso che prima vedevano la sostenibilità solo come un costo, certo lo è molto alto anche, però vedo che ci sono gli sforzi molto importanti per cui viene interpretata la sostenibilità finalmente anche come un fattore critico di successo, quindi che consente un posizionamento strategico competitivo di livello molto elevato. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro buon lavoro, e di nuovo passo la parola. Grazie mille dottore, molti spunti interessanti. Interessante l'iniziativa sul PNRR, molto vero il tema sostenibilità, digitalizzazione e competenze, che diventa un po' il tema di fondo. Noi siamo così d'accordo che anche all'interno degli audit di cui dicevo, cioè molto spesso le aziende in questo tourbillon di trend a cui devono seguire in questa evoluzione così rapida hanno
hanno bisogno di avere dei supporti esperti con cui anche solo confrontarsi, quindi appunto avere questo strumento di audit e roadmap che da fare nella digitalizzazione, ma che attraverso sempre i vari sistemi Confindustria, cioè i progetti Confindustria nazionali, lo stiamo facendo anche sulla sostenibilità, è molto perché molti dicono ma da dove devo partire? Questo effettivamente è un grande tema e penso è un sostegno di cui le aziende, un sostegno pratico di cui le aziende hanno un grande bisogno. Ecco. Benissimo, la ringrazio molto e adesso passiamo a raccontare i PV. Enrico Del Sole ci ha già anticipato qualcosa, mi pare che inizialmente ci sia un video, se non vado errato, che adesso guardiamo insieme, di presentazione dell'azienda. Una grande azienda, IPVPEC, è la realizzazione di questo sogno. Un'azienda made in Italy, innovativa e all'avanguardia nel mondo del packaging, capace di rispondere alle esigenze di ogni cliente, grazie a prodotti con elevati standard qualitativi. Un'azienda radicata nel territorio d'origine, il Veneto, ma con una vocazione internazionale. Oggi IPVPEC si rivolge a realtà nazionali ed estere dei settori pet food, alimentare e industriale. Il primo obiettivo è essere accanto a loro con esperienza, passione e creatività. L'impegno e la dedizione sono i valori chiave per infondere qualità del lavoro in ogni fase del processo produttivo. IPVPEC realizza insieme ai clienti soluzioni che rispondano alle loro esigenze. Possiamo parlare di un vero e proprio IPVPEC style, perché ciascun progetto di packaging è concepito come un vestito realizzato su misura. Inoltre, qualità è da sempre la parola chiave per costruire un futuro di crescita condivisa, impostato su scelte ecocompatibili che riducano al massimo l'impatto ambientale delle confezioni prodotte. Uno dei punti di forza di IPV è metterci sempre la faccia, essere se stessi con la propria esperienza e personalità, oltre che con la tutela più avanzata delle procedure. IPVPEC è infatti un'azienda certificata ISO 9001, 2015 e BRC. Con noi puoi pensare in grande anche per un piccolo progetto, perché la nostra forza è quella di credere insieme a te alle sfide più importanti e competitive. Se hai a cuore il tuo progetto, affidalo a chi ha il cuore per proteggerlo e prendersene cura. Se cerchi l'eccellenza in ogni dettaglio, affidati a IPVPEC. Scopriremo insieme il piacere di affrontare nuove frontiere. Eccoci qua. Allora, abbiamo visto una prima presentazione, però io ho conosciuto Simone Palma da poco. Devo dire che, come spesso avviene, mi sono divertito. Ho avuto non è una sensazione in realtà di una persona vulcanica, ed è vulcanico anche quello che è successo in IPV, nel senso che in realtà, quindi insomma, io penso che sia per prima cosa interessante che ci racconti un po' la storia di come questa azienda si è sviluppata e di come questa azienda soprattutto sta crescendo. Quindi gli passo subito la palla e lo ringrazio ancora per averci ospitato. Grazie. Allora, IPV nasce come azienda commerciale nel 2005. Siamo rimasti prettamente commerciali fino al 2017. Questo tipo di attività l'abbiamo cominciata ad affrontare in maniera tutta esterna nel 2015-2016, con qualche primo intervento, con qualche cliente, con qualche piccola fornitura. Poi abbiamo capito che il settore nel quale cominciavamo ad addentrarci era un settore sicuramente interessante. Ho avuto la fortuna di incontrare dei clienti che mi hanno dato fiducia, molta fiducia, e lì ho capito che questo lavoro qua non si può fare come l'avevo immaginato all'inizio, quindi con l'outsourcing. Quindi lì inizialmente il primo scoglio era quello di dire: parto a fare un mestiere, e io personalmente non sono un tecnico, quindi io
sono un commerciale e qualcuno deve impostarlo a livello proprio tecnico e nel pratico, nel lavorativo. Quindi mi è venuta in mente una conoscenza che avevo avuto 25 anni prima con l'attuale direttore di stabilimento che abbiamo, con Adriano. Un certo giorno, che dopo conoscerete, un certo giorno del 2017 l'ho chiamato qua, lui faceva tutt'altro, quindi ci eravamo persi di vista, eccetera, eccetera. Gli dico: guarda Adriano, io penso che sarebbe giunto il momento di cominciare a ritornare a fare qualcosa insieme, e per scherzo lui mi dice: guarda, ci penso, ma era un ci penso più che altro da non dirmi no subito, ecco, no? E quindi ci siamo ripersi di vista un paio di mesetti. Un giorno inaspettatamente mi chiama e mi dice: guarda, se hai tempo vengo a bere un caffè. Insomma, nella sostanza ci siamo rivisti. Mi dice: se tu hai una prospettiva temporale seria e di un certo tipo, partiamo. Quindi 2017 decidiamo di trovare un capannone, perché proprio non c'era nulla qui, dove vedete voi, 2017 c'era solo l'idea. Capannone, abbiamo cominciato a ristrutturarlo, come vedete, poi dopo abbiamo costruito sopra le camere bianche, eccetera, eccetera. La prima macchina che ci siamo fatti costruire era sostanzialmente per l'azienda che ce l'ha fatta un prototipo. Adriano l'ha messa a posto come ha voluto lui, l'ha fatta costruire con degli accorgimenti suoi, eccetera, eccetera. E io mi ricordo il primo giorno, a luglio del 2018, in cui è arrivata la prima linea qui dentro, ho detto: beh, adesso per 4-5 anni penso che siamo a posto. È durata 6 mesi questa fase, e subito dopo ci siamo resi conto che non andavamo da nessuna parte. Quindi un altro step immediatamente successivo è quello di prendere immediatamente alla fine del 2018, ordinare un'altra linea uguale a quella che avevamo e di portare a casa un'altra linea innovativa che produceva dei sacchi con un fondo quadro, piatto, che non era ancora, se vogliamo, nel pieno dell'utilizzo di mercato, anche perché aveva dei formati molto grandi rispetto a quelli che c'erano fuori. Le macchine arrivano nel 2019 e sostanzialmente nel 2019 siamo partiti di gran lena a saturare questo tipo di impianti che avevamo, ma anche lì dopo pochi mesi non bastava. Quindi avevamo impegnato la prima area di produzione, la prima camera bianca, ed era già finita. Mi ricordo che sono andato a parlare con la persona che ci confinava di fianco con l'altro pezzo di capannone, ci siamo un po' messi d'accordo, ci è voluto il tempo necessario che lui traslocasse, quindi un altro annetto di calvario. Abbiamo ristrutturato il pezzo di fianco. Del pezzo di fianco, subito dopo abbiamo ordinato le macchine, è arrivata una terza linea uguale alla prima che avevamo e una seconda uguale a quell'altra a fondo quadro. Abbiamo inserito poi un'altra linea che produce i sacchetti Doipac e siamo andati avanti fino a metà dell'anno scorso. A metà dell'anno scorso, grazie un po' a tutto lo scenario pandemico, che ha portato, se vogliamo, un po' tutte le famiglie italiane e non ad avere un animale da affezione in casa, abbiamo avuto un incremento delle richieste, un incremento dei volumi, e quindi lì ci siamo richiesti per l'ennesima volta cosa fare da grandi. Il grande dilemma era quello. E come in tutte le storie di chi cresce, innanzitutto senza capitali iniziali, perché, ripeto, noi siamo partiti e siamo andati avanti grazie alle nostre forze. Le banche ci hanno finanziato i macchinari, i capannoni, ma dopo tutto frutto del nostro mestiere. Abbiamo pensato di fare un ulteriore step di investimenti. Abbiamo avuto la possibilità di pensare e puntare subito a un polo logistico per le materie prime. Tra l'altro, vista anche
la difficile situazione che si era creata di non reperibilità, di tempi che si erano dilungati tantissimo, eccetera, eccetera, siamo riusciti a fare un polo logistico l'anno scorso di 11.500 posti solo per la materia prima nuova. Dentro praticamente abbiamo tutto un avvettamento automatico per il quale con Trizeta siamo riusciti poi a collegare tutte le varie navette con i MES, quindi anche lì viene tutto gestito nel momento in cui metti in produzione un ordine, abbiamo la lista di prelievo dei materiali, la navetta si prende il materiale corretto, ce lo prepara, il materiale subisce varie fasi di lavorazione, per cui dopo parleremo anche un attimo della 4.0, perché essere commercianti fino a 5 anni fa e dopo entrare nella logica produttiva non mi faceva dormire di notte. Io che sono uno abbastanza che vuole tutto sotto controllo, un giorno mi sono trovato con Natale e gli ho detto: Natale, devi darmi degli strumenti perché io possa tornare a dormire di notte. Tornando un passo indietro poi al discorso dei prossimi step e dei prossimi investimenti, allora, a parte questo magazzino, questa logistica nuova, adesso stiamo chiudendo proprio in questi giorni l'ulteriore sviluppo produttivo, quindi accorperemo tutti quelli che sono gli uffici che nella zona industriale abbiamo sparsi in 3 situazioni diverse in un unico immobile grande, dove praticamente nella parte sotto prevediamo di mettere le macchine da stampa e tutta la linea di accoppiamento e di controllo dei difetti che adesso stiamo costruendo, che ci arriveranno nel mese di giugno, e sopra metteremo tutta la parte proprio di bag making, quindi dove produrremo il sacco vero e proprio. Tornando un attimo a Natale, allora io tutti i giorni arrivavo qua e cercavo di capire come potevo tenere tutto sotto controllo. E siccome che Natale sa che io sono sempre in giro, sempre a vendere, sempre a clienti, eccetera, eccetera, mi ha fatto conoscere un primo esempio di quello che poteva essere il collegamento di tutte queste macchine qua, e me lo ha fatto vedere proprio su un cellulare, che è quello che mi accompagna giorno e notte, con delle maschere, con delle dashboard, in modo che riuscivo a vedere col concetto del semaforo, col verde, le macchine che stanno producendo, e quindi flegandoci sopra vado a vedere la commessa che stanno producendo, gli scarti in tempo in diretta, quanto manca a livello di ore per finire la commessa e ovviamente la commessa successiva, insomma tutti i vari dati, eccetera, eccetera. L'arancione sono le macchine che stanno facendo un cambio, quindi è la logica del semaforo, no? L'arancione sono le macchine che stanno facendo il cambio, il tempo di cambio previsto, e il rosso quando c'è la macchina ferma con una causale guasto piuttosto che non so che altro tipo di causale. Quindi subito avevo un orizzonte visivo della cosa. Poi, grazie un po' anche all'intervento del nostro controller, io tutte le mattine dormo poco, la mattina arrivo in azienda, la prima roba che faccio è quella di capire com'è andata la produzione del giorno prima, no? Quindi alle 7 mi mandano una mail e mi dicono: sei in tacca, nel senso che hai prodotto tot numero di sacchi nella giornata di ieri, hai avuto tot non conformità, questi sono gli scarti, quindi abbiamo una, se vogliamo, una gestione puntuale della commessa che mi rende tranquillo. E l'altro grande aspetto poi che abbiamo capito è quello che ci sta facendo investire in maniera ulteriore è, visto che il nostro processo è un processo molto lungo, quindi parliamo anche di 8 settimane di continue lavorazioni e fasi, la costruzione poi di uno schedulatore dove in sostanza quando ci arriva un ordine ci sono già gli impegni macchina, da una parte gli impegni macchina e dall'altra gli impegni dei materiali, perché un altro aspetto è che
chi ci fa un ordine oggi non può aspettare 8 settimane perché ci arrivi la materia prima, altre 8 settimane per le fasi di lavorazione, insomma sarebbe un tempo interminabile. Questo è stato un po' gestito e soprattutto ci ha dato la possibilità di analizzare da una parte la capacità produttiva vista anche in ottica futura, la gestione dell'attuale capacità produttiva non saltando di palo in frasca, nel senso che non posso continuare ad avere le macchine inefficienti per seguire, tra virgolette, uno schema mio mentale di ordini. Insomma, c'è stata tutta una serie di ottimizzazioni, tutta una serie di situazioni che ci hanno permesso di aumentare con le macchine che abbiamo l'output produttivo, gestendo in maniera logica quello che potevano essere eventuali sprechi, eventuali scarti da messe in macchina non logiche, eccetera, eccetera. Questo è... La interrompo per farle due rapide domande, forse tre. Allora, intanto avete capito che il processo produttivo, allora che è una startup produttiva IPV, se la vogliamo chiamare così. Seconda cosa, che il processo anch'io non me lo aspettavo, il processo è complesso, un processo molto complesso e anche lungo, come ci diceva adesso Simone. Le altre due curiosità che mi vengono e da cui voglio proprio un po' la visione è, appunto, qual è la visione a 5 anni di questa azienda? Secondo, sostenibilità, che è l'altro grande tema, come l'avete affrontato? E tre, così le faccio tutte, passo il microfono, il tema del capitale umano. Ne ha parlato prima Unicredit, ne abbiamo parlato noi a lungo, quindi di fatto per un processo di questo genere, molto specialistico, c'è bisogno anche di competenze di un certo tipo. Quali sono i problemi? Tutte le aziende hanno grandi problemi in questa regione, non solo a trovare persone, quindi insomma, allora nell'ordine sostenibilità, capitale umano e cosa succede fra qualche anno in IPV. Prego, se si riesce. Allora, eccoci qua. Allora, la sostenibilità è un tema molto caldo. Diciamo che stiamo tutti quanti studiando e cercando di capire la miglior soluzione, io parlo del nostro settore, la miglior soluzione green. Quindi il tema del materiale riciclabile e riutilizzabile credo che sia una strada che ci obbligherà tutti a cambiare quello che è l'attuale mix produttivo che abbiamo. Questo ci ha imposto di potenziare molto la ricerca e sviluppo. Siamo praticamente tutte le settimane in macchina proprio con delle specifiche innovative, molte delle quali sono state belle dal punto di vista teorico ma meno belle dal punto di vista produttivo, quindi come sapete la ricerca e sviluppo non è sempre certa, quindi tentativi su tentativi, ma siamo sulla strada giusta. Siamo associati anche a una piattaforma che si chiama Reciclas, che rispecchia quello che abbiamo nella testa noi a livello di sostenibilità e di riciclabilità del nostro prodotto, di seconda vita, chiamiamola così, del sacco, ecco, e credo che per noi questo sarà la svolta. Chi non riesce a svoltare qui, purtroppo sì, perderà questa gara, insomma, ecco. Questo è il tema della sostenibilità. Il tema del capitale umano. Il tema del capitale umano è un tema ancora più importante della sostenibilità per quanto ci riguarda, perché abbiamo capito che oggi, a parte la carenza nel reperire forza lavoro, che credo sia quella che ci accomuna tutti qui nel Triveneto, ma non solo anche, il problema è dare una motivazione o dare un qualcosa in più a questi ragazzi qua che abbiamo. Noi abbiamo un'età media, dopo lo vedrete anche tra i miei collaboratori, siamo sui 30-35 anni, quindi molto bassa. Diciamo che abbiamo come forza lavoro gente che è arrivata dalle più disparate esperienze lavorative, quindi abbiamo dagli ex elettricisti, dagli ex muratori, tappezzieri, di tutto. Quindi
abbiamo capito che uno dei punti cardine, e Adriano in questo è stato molto bravo, e non solo Adriano, a dare una formazione alle persone che arrivano, perché una persona che arriva soprattutto con gli standard qualitativi che abbiamo noi in questo settore qui del pet food, che purtroppo è come vendere un sacco da boutique, dico io, no? Cioè, ogni minimo difetto estetico e ogni minimo difetto meccanico genera un grande danno. Quindi ci siamo focalizzati molto sul creare competenza, sul creare mentalità, perché dopo anche questo no, non è che devo fare numeri per il gusto di fare numeri, devo fare un numero che sia sostenuto dalla qualità che il cliente si aspetta. E come tutte le aziende nuove e neocostituite come la nostra, abbiamo avuto molte volte problemi da risolvere a livello qualitativo, e anche lì abbiamo capito che il normale controllo qualità che avevamo non bastava. Allora abbiamo implementato anche questo con dei project manager che seguono costantemente quello che è l'esigenza del cliente, la segnalazione del cliente, che vanno a parlare, a formare con gli operatori perché questi capiscano bene o male in autonomia dove si ferma il livello di accettabilità nostro, dove non possiamo scendere, e anzi capire che ogni giorno dobbiamo migliorare quel gradino che ci permette di fare la scala, insomma, no? Di ottenere il risultato. Cosa sarà il futuro? Questa azienda tra 5 anni, se sono stati, se saranno come i 5 passati, beh, ci aspettiamo di essere belli impegnati a lavorare. No, diciamo che nella mia testa e nella testa dei miei collaboratori sicuramente ripagare la fiducia che ci hanno dato i clienti, sicuramente. Quindi continuare nel processo di investimento. Io ho sempre detto che tutto quello che guadagna l'azienda per noi, per tutta la gente che ci lavora dentro, è giusto che venga reinvestito e soprattutto che venga utilizzato per dare sicurezza all'azienda. Quindi investimenti, il tema dell'investimento, per non farci mancare nulla, l'anno scorso abbiamo aperto una sede nuova in Serbia, a Inđa, che adesso è già praticamente satura nella linea con la quale stiamo lavorando. Prevediamo di aiutare a livello di capacità produttiva mettendo giù una seconda linea a giugno. Per l'anno prossimo qui abbiamo già fatto gli investimenti in macchinari che devono arrivare nel mese di giugno, e chissà mai, magari che non ci venga voglia di fare qualche altro, sì, adesso vediamo. Grazie mille Simone. Penso che vi siate, io mi diverto molto ad ascoltarlo perché ha tantissime idee, ma poi avete tra le righe, e io ci sono stato di più, ho avuto la fortuna di frequentarlo un po' di tempo in più, e quindi un po' il tema dell'internazionalizzazione per andare vicino ai clienti, il tema della fidelizzazione del personale, il tema welfare agganciato per riuscire in qualche modo a fidelizzare persone che sono difficili da trovare. Insomma, sono tutti temi che Simone ha ben presente, li ha accennati adesso nel suo intervento, e davvero è molto interessante, soprattutto è incredibile sentire una storia di un'azienda che cresce con questa velocità e che comincia a produrre di fatto soltanto pochi anni fa. Insomma, è una produzione, come dicevo, completa. Quindi grazie della spiegazione di quello che è successo e di quello che è stato, di quello che è e sarà IPV. E vi presento un'altra figura che è Natale Zaramella di Trizeta. Praticamente ce l'ha raccontato Simone, quando si è dall'investimento in macchinari si è arrivati al discorso di dire come li controllo, cioè come metto sotto controllo il tutto, c'è stata l'esigenza ovviamente di informatizzare, che adesso si dice Industria 4.0. Insomma.
E allora lì, ecco, la scelta di IPV è stata quella di esternalizzare questo servizio, ma è un'esternalizzazione, da quello che ho visto anche nella mia frequentazione qui, che non è stata lunga, è un'esternalizzazione che insomma è assolutamente, non è un outsourcing vero, nel senso che c'è una fortissima connessione tra ovviamente l'azienda e le persone dell'azienda e l'altra azienda che sta seguendo questa partita. Allora io darei la parola a Natale Zaramella perché ci racconta un po' che cosa è stato fatto per mettere in sicurezza, come ci diceva prima Simone, tutta l'attività. Prego Natale, grazie per essere qui. Grazie a voi, sono appunto Natale Zaramella, la Trizetta è la mia software house che si occupa di appunto creazione dell'informatizzazione per tutta quanta la parte di processi di produzione. E in IPV, quando abbiamo conosciuto Simone Palmer nel 2019, sostanzialmente c'erano 3 o 4 macchine. In questo momento siamo sostanzialmente triplicati nel giro di 2 o 3 anni e la sfida era tosta, era quella di inserire un sistema informativo, inserire controlli in un'attività che era partita a livello artigianale, come ha già spiegato Simone. Noi abbiamo deciso di adottare un approccio di tipo molto customizzato a livello di software nell'azienda IPV, perché quando parliamo di operation in un'azienda di produzione parliamo del vero core business dell'azienda, insomma della parte strategica e di tutte quelle operazioni che vengono fatte in un determinato modo, ok? Proprio in quel modo che è quel modo di fare che ha l'azienda, che è fondamento della capacità di essere competitiva nel mercato. La parte di produzione, l'organizzazione interna, il flusso di lavoro diversificano l'azienda e Simone Palma oggi ce lo sta spiegando in modo anche molto, molto diretto in sostanza. Noi abbiamo adottato questo approccio nell'implementazione di sistemi informativi di produzioni per preservare, per dare un maggiore valore aggiunto proprio a questa diversità che caratterizza IPV. In effetti non siamo partiti, come potrebbe fare una software house, da un foglio bianco a ridisegnare i flussi X9, eccetera. Siamo partiti comunque da un software che è il nostro MES che abbiamo sul mercato, sul quale abbiamo un'esperienza decennale, quindi abbiamo già dei flussi approntati su diversi settori. IPV è una produzione molto complessa, con diverse fasi lavorative, con dei tempi di attraversamento di percorso molto lunghi e con delle specificità che non bene si adattavano ad un software di tipo tradizionale. È lì che siamo andati a customizzare. Insomma. Cercare come team manager, anche come consulente di Simone Palma, di far aderire i flussi di lavoro dell'azienda ad un software customizzato, già pronto, pensato per una produzione standard, avrebbe significato un po' stravolgere quello che era il know-how e la capacità di tutte le componenti di IPV. E quindi abbiamo proprio pensato di adottare il nostro e costellarlo di tools smart che permettono di essere più agili e più veloci. Se andiamo a considerare il rischio che può esserci in investire in uno strumento customizzato piuttosto che acquisire un SAP e quindi uno strumento leader di mercato, standard, eccetera, io andrei a considerare 2 rischi principali, che poi vengono ovviamente assunti dall'imprenditore assieme con l'IT manager che l'accompagna. I rischi sono quello di fallimento di un progetto, ma qualche volta già sul nascere, o peggio ancora quando sei a metà strada e quindi bisogna capire da che parte andare. E il secondo rischio principale è quello poi dell'evoluzione di questi strumenti, come facciamo la manutenzione e l'evoluzione di questi strumenti. Beh, per quanto riguarda il rischio del progetto iniziale, la cosa che siamo andati a considerare in lunghe discussioni con Simone e il suo team è anche la capacità che ha l'azienda software di rispondere alle esigenze, di comprendere le esigenze e di capire l'obiettivo finale dove vogliamo andare a parare. E l'ha detto Simone prima, no? L'idea che Simone aveva era quella di quando mi alzo la mattina, accendo il telefono, voglio vedere come sta la mia azienda. E avevo usato al tempo un paragone molto semplice, uguale a come vedo le telecamere, se gli uomini stanno lavorando, se c'è qualcuno in azienda, eccetera, voglio vedere la mia azienda. E quindi da lì siamo partiti, la nostra expertise ci ha portato lì con delle dashboard che su grossi televisori fanno vedere dove sono, piuttosto che sullo smartphone gli permettono di vedere la produzione. È chiaro che è molto customizzato e molto spinto. E l'altra domanda invece è il rischio del fallimento nell'evoluzione di questo sistema. Beh, come
IT manager, ho partecipato in alcune aziende e ho vissuto purtroppo dei fallimenti anche di grossi marchi, e devo dire con vanto, ma anche molto grazie agli operatori che ho trovato presenti in IPV, quando siamo partiti nel 2019 con il primo inventario di magazzino, i primi palmari e appunto con le prime etichette, io dissi il 6 di gennaio, se domani facciamo il primo DDT, ragazzi, offro da bere a tutti. Il 7 di gennaio abbiamo fatto 6 DDT e quindi siamo riusciti a fare da settembre a dicembre, abbiamo automatizzato il magazzino, i palmari funzionavano, ho spedito tutto, e tutto il team logistico è salito a bordo dell'informatizzazione, e questo è assolutamente imprescindibile, perché se l'azienda non ci crede, se non c'è una forte spinta, l'informatica può fare, ma se non viene adottata la fase di adoption è difficile. L'evoluzione del sistema informativo, quindi il rischio del fallimento, l'imprenditore e l'IT manager devono decidere assieme se andare da una software house che customizza e crea il software tailor made sull'azienda, oppure andare da un'azienda che rivende e personalizza. Beh, in quel caso un rischio lo vedo, cioè che poi quello strumento standard di mercato abbia dei limiti che non sostengono la crescita vertiginosa come IPV. In IPV in questo momento abbiamo tutto il sistema logistico, quindi tutto il magazzino è organizzato, tutta la produzione, gli avanzamenti di produzione. Come diceva Simone, ogni giorno c'è un sistema che gira, che evidenzia le materie che sono mancanti e che prepara già ai magazzinieri l'ordine di picking per i materiali che servono in macchina al giorno successivo, quindi la filiera è completamente informatizzata. Esiste tutta quanta la parte di digitalizzazione, quindi non c'è più un foglio di carta all'interno della produzione. Anche e soprattutto la qualità. La qualità viene certificata grazie ai report che escono dal sistema e che gli operatori in produzione riportano. Quindi siamo ad uno stadio molto evoluto dell'informatizzazione. E che altro dirvi? Che Simone Palma appunto ci sprona sempre di più a fare cose nuove, cose innovative. Si parla per il prossimo futuro di aumentare nell'efficacia della raccolta dei dati di qualità, perché è un simbolo identificativo di IPV. IPV fornisce qualità nei propri prodotti ai propri clienti e noi vogliamo aumentare questo tipo di raccolta di dati e automatizzarla sempre di più. Vogliamo addirittura spingerci ad avere della reportistica per il cliente che possa vedere i diversi controlli di qualità che sono, tutto quanto a livello informatizzato. IPV si è già dotata per alcuni clienti anche di un sistema di servitizzazione, quindi per i clienti più importanti mette a disposizione delle DI di interconnessione con le quali scambiare non solo gli ordini di DDT, ma poter vedere giacenze di magazzino e esatto, anche con un sistema appunto previsionale da parte di IPV per tenere la scorta per i propri clienti. Quindi tutto questo sistema ovviamente va tarato non sulle capacità produttive di IPV, ma su un forecast che ovviamente ci viene comunicato ed interfacciato con i clienti. L'evoluzione successiva, oltre a questa, è uno sguardo a quello che in questo momento all'interno viene chiamato preventivatore. In una struttura come questa fare la costificazione di prodotto è una cosa, fare un preventivo di prodotto con materie prime nuove, misure nuove eccetera è uno strumento molto complesso. I ragazzi del settore tecnico ci hanno affiancato, è stato un percorso lungo e questo preventivatore apre la strada a diverse possibilità, tra le quali stiamo anche un po' stringendo l'occhio, ricollegandomi al discorso delle DI con i clienti, per un e-commerce B2B, che è un po' un'evoluzione sul mercato ancora più elevata. L'ultimo sguardo lo stiamo guardando verso l'intelligenza artificiale, stiamo raccogliendo dati per fare degli algoritmi di pianificazione che aiutino il settore di pianificazione ad avere degli scenari di come meglio organizzare, perché quando l'azienda diventa satura o come è successo in passato, quando abbiamo difficoltà nell'arrivo delle materie prime, è necessario correre ai ripari. Non vogliamo un'intelligenza artificiale che vada a sostituire l'uomo, questo sarebbe anche alienanti per la caratteristica dell'azienda. No? Vogliamo dei tools esatto, che aiutino nella fase di scelta di quale via intraprendere per cercare di migliorare. Quindi il componente umano, come diceva Simone prima, è imprescindibile ed è necessario in queste aziende,
Il compito nostro come IT è quello di supportarli e dare sempre dei tool sempre più evoluti e migliori. Grazie mille. Io ringrazio entrambi. Mi è piaciuto, mi sono piaciuti gli interventi, grazie. Però devo dire che di Natale volevo evidenziare una cosa importante, che cioè, non puoi, come dicevo prima, non può essere un processo di outsourcing, questo di integrazione tra tutto il processo e la parte IT, perché se fosse outsourcing non funzionerebbe. Quindi Io penso di essere per Natale un incubo, nel senso che abbiamo queste 20 telefonate al giorno ecco, tutto qua. Quindi adesso, a parte la battuta, no, allora è uno degli accordi che abbiamo fatto all'inizio. Esatto, non siamo due aziende, e soprattutto siamo uniti da quello che è la visione, ecco, tutto questo. Mi pare che questa sia la sintesi più efficace. Benissimo, allora io vi ringrazio e chiamerei i nostri altri due ospiti, che ve li presento. Grazie mille intanto, che sono Adriano Vesco, direttore di produzione, che è stato evocato più volte nella crescita di questa azienda, e Fabio Grosselle, responsabile della pianificazione e programmazione. Allora, Simone ci ha un po' raccontato come cosa è successo, insomma, in tutta questa cosa. Io da voi volevo, partiamo con Adriano, insomma, volevo sapere in questa crescita quali sono state le difficoltà e anche le opportunità che ci sono state in produzione, perché si diceva macchine tutte personalizzate, customizzate, fatte per i bisogni del cliente. Se magari ci spiega anche un po' la complessità del prodotto che fate sostanzialmente, perché detto così è un sacchetto, invece le cose non sono assolutamente così. E l'altra cosa invece mi interessava capire come la digitalizzazione è entrata in questo, nella vostra produzione. Ce l'hanno un po' raccontato, ma visto, diciamo, da chi poi la produzione la gestisce. E questo intanto è per Adriano. Cominciamo con lui, poi passiamo con Fabio, prego. Buongiorno a tutti. Diciamo che la parte di produzione ha avuto delle evoluzioni molto pesanti, soprattutto all'inizio, soprattutto per customizzare le macchine, trovare chi faceva anche il lavoro, ci faceva il lavoro. La parte più pesante è stata sicuramente l'istruzione del personale, perché non sono macchine semplici, il prodotto non è così semplice come sembra, perché un semplice sacco che si vede in negozio in realtà nasconde parecchie insidie sulle saldature, dove farle, come farle, la stampa, l'accoppiamento del materiale, eccetera, eccetera. Una parte importante sicuramente è fatta tutta la parte di digitalizzazione dell'azienda. Questo ci permette ovviamente di vedere l'andamento della produzione, almeno io e Fabio, riusciamo a capire la produttività delle macchine, riusciamo a capire gli scarti, dove vanno, cosa fanno, eccetera, quindi aiutare anche gli operatori stessi a usare metodi diversi sulle macchine, anche gli stessi guasti sulle macchine, no? Perché tutti i fermi in macchina vengono registrati, perché sono registrati, cioè perché la macchina è ferma, cosa si è rotto, cosa non si è rotto, e quindi anche questo ci permette di visualizzare e avere una panoramica più perfetta possibile di quella che è la situazione produttiva ad oggi, insomma, no? Cercando di migliorare tutte le parti che normalmente non si riesce a capire, cioè se non riesci a sapere perché la macchina si è fermata, o perché c'è stata quella tipologia di scarto, o perché non si riesce a sistemare la produttività e dare più produttività possibile. Le nostre macchine sono macchine anche, io dico lente, in realtà non sono così, però effettivamente il processo è lunghissimo e quindi alla fine avere un'alta produttività devi averla solo se hai queste alternative. Io
Io una domanda però anche personale gliela voglio fare, perché allora, processo complesso, competenze difficili, macchine personalizzate gestite in tutto questo processo di sviluppo da una persona che faceva un altro mestiere, che queste macchine non le aveva viste e comunque, voglio dire, non ha iniziato a 20 anni a fare questa cosa. Come si fa? Come si fa? Beh, sicuramente si sta divertendo, questo lo si vede, ma la domanda è come si fa a gestire tutte queste cose? Perché è un bel messaggio, secondo me. Beh, oddio, sì, io sono partito dalla vita da un settore completamente diverso. Ho lavorato parecchi anni in una televisione privata dove dietro le telecamere, ovviamente, è un settore completamente diverso. Quindi non avevo mai visto macchine industriali. La TV a quell'epoca sostanzialmente non andava più bene, eccetera, eccetera. Ho deciso di cambiare mestiere. Sono incappato in questo mestiere sostanzialmente. Beh, forse la fortuna, forse, boh, non lo so. Sostanzialmente, anche se non avevo mai visto una macchina industriale, lavorando giorno, tra parentesi anche qualche notte, anche con Simone Palma, siamo riusciti, o sono riuscito, insomma, a capire e a comprendere cosa bisognava fare. Dopo il resto è solo esperienza, è solo dedizione, è solo capire, è solo vedere anche le stesse macchine, la modifica della macchina, perché insomma no, raggiunge un po' di questa cosa qua. Poi per un certo periodo della mia vita ho fatto anche un po' il giro del mondo, non certo per piacere, ma proprio per il lavoro, e quindi anche quello ha aumentato di molto, veramente molto, l'esperienza, perché riesci a vedere paesi, sistemi di lavoro diversi, gente diversa, con situazioni diverse. Questo ti dà un ampio margine di vedute su quello che poi puoi andare a fare sostanzialmente. Poi, dopo un po', ripeto, di fortuna, un po' di mio, c'è anche un po' di mio, si riesce ad avere questi risultati, insomma, no? Cioè, diciamo che per me e Simone è stata relativamente facile fare questa esperienza, almeno fino a qua, perché conoscevamo un po' tutto, no? I prodotti, macchine, eccetera. Quindi la cosa più veramente pesante è stata quella dell'istruzione del personale, eccetera, eccetera, e la pazienza dei clienti, perché all'inizio ovviamente quando parti qualcosa che non va c'è sempre. Però insomma, fino a qua ci hanno dato ragione le nostre idee. Adesso vediamo se riusciamo ad andare oltre. Grazie. Grazie mille. No, ho voluto che raccontasse la storia perché insomma è un bel messaggio anche ai giovani, insomma, che ci si può reinventare, insomma, e anche è come se. E passiamo ai giovani, infatti. Allora, qui, allora, processo di programmazione. La domanda è una breve descrizione di come avviene, ma soprattutto appunto come questo fortissimo processo di informatizzazione ha modificato sostanzialmente la programmazione, che fra l'altro in un'azienda che ha questi tassi di crescita deve essere abbastanza complessa, per non dire altro. Allora sì, sicuramente la fase di pianificazione e di controllo è un'attività molto complessa e che si articola in varie fasi. Abbiamo sicuramente una prima fase che è quella del calcolo dei fabbisogni della materia prima e del controllo di questi fabbisogni a magazzino. L'informatica ci viene molto in aiuto in questo processo perché consente di accorciare di molto sicuramente i tempi del calcolo di questi fabbisogni, e grazie ai magazzini informatizzati che abbiamo, l'operatore preposto al controllo di questi fabbisogni trova una strada veramente semplice e veloce per avere le risposte che cerca. Per passare poi invece alla pianificazione di quelle che sono le fasi di lavorazione proprie dei PV-Pack e del processo produttivo. Quindi partendo da una fase di stampa, passando per le fasi intermedie di accoppiamento, fino ad arrivare alla fase di trasformazione profonda del sacco vero e proprio.
Anche qui l'informatica è fondamentale perché riusciamo sicuramente a effettuare previsioni conoscendo le tempistiche, riusciamo a sapere in tempo reale lo stato di avanzamento di tutti i nostri lavori e ad intervenire, a prevenire, a intervenire se ci sono eventuali problemi o ritardi in essi. Ma non solo, perché riusciamo anche a tracciare non solo tutti i materiali utilizzati in questo processo, ma anche tutte quelle tempistiche reali di produzione e anche di riposo del materiale semilavorato. Okay? Tempi molto importanti anche questi per l'ottenimento di un prodotto di qualità. Okay. A valle di tutto questo processo ci viene un'altra volta in aiuto in tutta quella fase di movimentazione del prodotto finito, stoccaggio e spedizione al cliente, semplificando di molto tutte queste operazioni. Quindi insomma processo gestito dalla A alla Z e rispetto mi incuriosiva il fatto che appunto diceva che i principali clienti possono anche riuscire a calcolare tempi, eccetera. Come incide questo con la sua attività? Allora, questo incide, ma appunto i clienti riescono a conoscere le tempistiche, a vedere in tempo reale, esatto, anche quello che è lo stock del loro prodotto presso il nostro magazzino. E questo in realtà ci semplifica ancora di più, perché ci permette di bypassare certe operazioni che altrimenti dovremmo fare noi e nel contempo offrire al cliente comunque un servizio. Grazie, beh, mi pare che ci abbiano dato un bello spaccato della vita in IPV. Io ringrazio entrambi per le testimonianze, grazie mille, e chiamo a questo punto il prossimo ospite, prego. Allora vi presento adesso Stefano Battaglia, che è invece responsabile ricerca e innovazione. Allora, e chiedo anche a Simone di venire qui perché adesso siamo in chiusura, passeremo la palla al presidente Marchesini fra pochi minuti. Allora, ricerca e sviluppo in questa azienda. Simone ci raccontava della svolta green, degli investimenti verso il green. Quali sono i 2 o 3 filoni principali dove vi state concentrando sui prodotti? Che cosa sta chiedendo, cosa avete in testa, in termini di nuovi progetti che state elaborando, anche perché Simone diceva che appunto questi investimenti sono sempre più consistenti perché avete bisogno insomma di innovare velocemente. Allora, IPV Pack è sempre stata un'azienda volta all'innovazione sin dall'inizio e lo sviluppo si è basato in questi ultimi anni essenzialmente sulle richieste dei clienti. I consumatori sono sempre più attenti all'acquisto di prodotti sostenibili e soprattutto per il settore alimentare e anche pet food una componente molto importante è data dall'imballaggio, quindi dall'impronta ecologica dall'imballaggio. Quindi l'innovazione oggi per i PV Pack è produrre un imballaggio sostenibile e sostenibile significa appunto che abbia un basso impatto ambientale senza però andare a perdere quelle che sono le caratteristiche dell'imballaggio. Quindi proteggere il prodotto all'interno, soprattutto nel caso di prodotti alimentari, sia nel tempo e quindi garantire una shelf life, che nello spazio e quindi permettere un trasporto che idoneo, che non danneggi il prodotto all'interno. IPV Pack ha sviluppato delle soluzioni che possano reimmettere l'imballaggio a fine vita in un'economia circolare e quindi la grossa sfida è quella di permettere al materiale plastico che finisce nei centri di raccolta venga rigranulato e riutilizzato per fare nuovi imballaggi. Quindi al momento la struttura che abbiamo sviluppato è un monomateriale, quindi essenzialmente costituito da un solo materiale, che possa essere individuato facilmente nei centri di raccolta per poi appunto essere rimesso, come dicevo prima. Per lo sviluppo ci siamo affidati, come anticipava prima Simone, a Recyclas, che è una piattaforma europea a cui hanno aderito converter come noi, produttori di materie plastiche, produttori di alimenti e riciclatori. E quindi si è creata una sorta di task force
per realizzare delle linee guida che permettono di progettare a monte degli imballaggi che siano poi facilmente riciclabili a fine vita. Siamo poi in fase di sviluppo di alcune formule di imballaggio compostabili. È una sfida molto dura per la tipologia di prodotti che abbiamo noi e quindi probabilmente sarà un obiettivo veramente a lungo termine, però stiamo trovando alcune soluzioni con dei biopolimeri o con la carta che promettono bene al momento, insomma, in questa prima fase di test. E questo sì è un po' il piano. Grazie mille. E una curiosità proprio finale: la piattaforma europea vi ha consentito di avere anche contatti con altre, diciamo, aziende, eccetera, di poter avere, diciamo, un network, insomma, aderire a un network di nuove esperienze, nuove conoscenze, nuove cose utili? Sì, certo, sicuramente ci sono converter, quindi aziende come le nostre, ma ci sono anche fornitori nostri e anche possibili clienti, e quindi è anche un modo, sì, per conoscersi azienda con azienda, e nel caso in cui venissero magari omologate alcune tecnologie, il cliente può farci richiesta di questa tecnologia proprio perché ne è già a conoscenza da queste discussioni, da questi incontri che facciamo sui vari temi. Grazie mille. Allora, abbiamo concluso la visita aziendale, quindi ringrazio Stefano per l'intervento. Sono di nuovo qui con Simone, perché a questo punto noi dovremo passare la palla al presidente Marchesini per le conclusioni. Io prima di dare la parola al presidente Marchesini vi ricordo che questo evento, come tutti gli altri, sarà disponibile poi sul nostro canale YouTube in pillole, così potete rivedere o potranno vedere chi vuole, insomma, queste visite aziendali. Non credo vi conosciate, quindi vi presento Simone Paolo è qui alla mia sinistra, e il presidente Marchesini, che ringrazio molto come sempre. È lì. Molto piacere. Piacere mio. Mi sentite bene? Sì, 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 sì. Molto bene. Bene. Intanto grazie per l'invito. Grazie a lei. È sempre un grande piacere partecipare a queste manifestazioni e ribadisco il concetto. Queste manifestazioni, queste in particolare e anche altre, sono utili perché intanto stimolano un po' la curiosità degli imprenditori e speriamo che stimolino anche l'emulazione. E poi, guardate, è sempre grande piacere di poter visitare le aziende, seppur virtualmente, ma insomma, perché tutte queste visite mi convincono sempre di più di una cosa fondamentale, che il nostro è un grande paese industriale. Poi ci viene imputato il fatto che le nostre aziende siano piccole. Saranno pure piccole, ma hanno un coraggio da leone, non hanno paura di nulla, e quindi io mi sento veramente, come dire, stimolato da queste visite. By the way, anch'io lavoro nel mondo del packaging, la nostra impresa fa macchine per il packaging, soprattutto farmaceutico e cosmetico, quindi come dire, conosco abbastanza bene questi temi perché sono temi miei. Io volevo farvi brevemente, perché non voglio annoiarvi, e poi perché credo che per dire delle cose importanti non occorrono troppe parole, ma occorrono delle parole chiare più che altro. E volevo farvi qualche osservazione di dettaglio sulle cose che ho sentito e visto oggi, per poi passare ad osservazioni un pochino più generali partendo da queste. Allora, la prima che mi viene è che ho sentito un po' in tutta la presentazione percorrere un tema che è il tema culturale, cioè per fare Industria 4.0, per fare informatizzazione, non basta avere lo strumento è importantissimo, ci mancherebbe altro, ma occorrono delle persone formate. E questo è profondamente vero. Guardate, io vi faccio un esempio per spiegare bene quello che intendo, ad esempio su di noi. Noi abbiamo un reparto in azienda molto ben fornito di macchine per stampa tridimensionale, per stampa 3D. Abbiamo tra macchine per plastica e per metallo una decina di macchine. E quando porto dei visitatori a vedere queste macchine mi chiedono se è difficile usarle. No, usarle è facilissimo. Tanto è vero che non c'è nemmeno personale, lavoro 24 ore al giorno senza personale e senza presidio. Il vero problema è convincere i progettisti a fare i pezzi in quel modo lì, che è esattamente il contrario di quello che gli è stato insegnato a scuola.
e quindi bisogna avere forze giovani, bisogna formarle, bisogna spiegargli che più il pezzo è complesso meglio è, che è esattamente il contrario di quello che hanno capito fino a quel momento. Quindi occorre cultura, occorrono giovani, e qui viene un po' la considerazione generale. Noi abbiamo un problema serissimo, noi come paese abbiamo un problema serissimo, non troviamo le figure professionali, nello stesso tempo abbiamo stranamente una grande disoccupazione giovanile, e alcune ci sfuggono, vanno a lavorare all'estero, e abbiamo un calo demografico terribile, che quindi si porrà questo problema ancora più gravemente nella prossima generazione, perché anche se lavoreremo bene per combattere il calo demografico, comunque i prossimi anni saranno così, e su questo dovremo intervenire. Qui va la sopravvivenza delle nostre imprese. Dovremo intervenire in modo tale che più persone facciano studi STEM, che ci sia un'interazione diversa tra il mondo del lavoro e il mondo della formazione, in modo tale che la formazione sia più adeguata. Abbiamo fatto grandi passi avanti, gli ITS, le lauree professionalizzanti. Per l'amor di Dio, stiamo lavorando, però questo sta diventando un problema vero di crescita delle nostre imprese. Quindi è un problema su cui anche noi come associazione dovremo concentrarci. Peraltro vi faccio notare che noi abbiamo imprese un po' in tutta Italia, e il problema è in tutta Italia. È terrificante. Non sappiamo più come fare. Dovremmo anche pensare, questa è una mia idea, anche a una qualche forma di immigrazione controllata di certe figure, perché ne abbiamo un bisogno assolutamente disperato. Il secondo tema, sempre generale, partendo dalla particolare, da quello che ho visto oggi, grandi investimenti in tecnologia 4.0. Quindi anche lo strumento è importante, non dimentichiamocelo. Ora, in che situazione ci troviamo? Intanto devo dirvi che proprio stamattina ne abbiamo parlato e domani ne parleremo di nuovo in comitato di presidenza. Devo dirvi che tutto sommato, come io già pensavo, i dati sono migliori di quello che pensavamo. Il 22 si è chiuso meglio di quello che pensavamo e il 23 si prospetta meglio di quello che temevamo. Al succo, le aziende sono piene di ordini, ecco, e questa è la cosa che conta. Poi abbiamo dei problemi naturalmente. Uno dei problemi più grandi che abbiamo è l'inflazione. Ora, poi sappiamo anche che purtroppo le banche centrali combattono con un solo strumento le inflazioni, però usano lo stesso strumento per un'inflazione come quella americana, che è un'inflazione da aumento di mercato, e usa lo stesso strumento in Europa, dove la nostra inflazione invece è da aumento di costi, quindi un'inflazione di tipo completamente diverso, però quello è lo strumento, ed è lo strumento dell'aumento dei tassi. Ora, tutto questo ci preoccupa perché potrebbe voler dire una frenata degli investimenti. Attenzione, una frenata degli investimenti magari non la paghiamo nel 23, ma poi la paghiamo negli anni successivi. Quindi è assolutamente da evitare. E due strumenti fondamentali abbiamo in Italia in questo momento per incentivare gli investimenti. Uno è il 4.0 e l'altro è il PNRR. Ora, smarchiamo un attimo dal PNRR, dove i soldi alle aziende ce ne saranno decisamente poche, per come è costruito il PNRR italiano è un piano soprattutto infrastrutturale, che va bene, per amor di Dio, ci servono pure quelle. Il 4.0 però è fondamentale e noi stiamo insistendo fortemente perché diventi strutturale. Le imprese ragionano a 4-5 anni, non possiamo ragionare con un stop and go continuo, per cui adesso c'è, poi finisce a giugno e dopo che ho litigato con Urso 4-5 volte, settembre forse fine anno. Caspita, dovremmo avere qualcosa che per i prossimi 4-5 anni in maniera chiara ci dica che possiamo fare con tranquillità certi tipi di investimenti, che sono investimenti ovviamente che fanno poi crescere la nostra struttura industriale. Ora, ho visto delle notizie di stampa stamattina, non ho controllato col ministro, dove il ministro sembra dire che improvvisamente sono finiti i soldi per il 4.0, mentre a novembre si diceva che erano rimasti 3.8 miliardi perché il tiraggio non era stato sufficiente, che quindi avrebbe ripristinato nel 2023 le stesse aliquote del 2022.
Allora, io spero che sia un'indiscrezione sbagliata, ripeto, domani sono a Roma e cercherò di capire direttamente dalla fonte che intenzioni hanno, però noi ci batteremo assolutamente perché queste iniziative diventino non sporadiche, non un stop and go, non un raffreddamento improvviso, ma qualcosa di strutturale, proprio perché le aziende sono abituate a ragionare almeno 4-5 anni e non a 6 mesi, soprattutto negli investimenti di grande livello, di grande portata come quelli che voi fate. L'ultima considerazione è una considerazione invece molto amara e molto pesante. Guardate, vi parlo proprio del mondo del packaging, ma potrei parlarvi anche di altri mondi. C'è un'inclinazione della Commissione europea, non del Parlamento europeo, estremamente negativa, ed è una deriva che interpreta la giusta e corretta lotta ai cambiamenti ambientali in maniera estremamente restrittiva. L'ho preso un po' larga, ma arrivo subito al dunque, non preoccupatevi. Cosa sta facendo la Commissione europea? Vale per il packaging, vale per l'automotive, vale per mille altri motivi. Sull'influenza, io credo, delle ONG che sono fortemente insediate in Commissione europea, non solo definisce gli obiettivi, e questo è anche un mestiere della Commissione europea, definire gli obiettivi, ma definisce anche il modo per raggiungere questi obiettivi. E qui veramente le cose cominciano ad andare male. Vi faccio l'esempio sull'automotive, poi passo subito al packaging. Sull'automotive non solo ha definito un obiettivo di decarbonizzazione, ma ha detto che questo obiettivo si raggiunge solo con l'elettrico. Punto. Questo cosa vuol dire? Che le grosse società produttrici di automobili europee hanno fatto i loro piani industriali tutto sull'elettrico. Quindi l'Euro 7 non si farà. Se poi a metà del percorso, quando nel 24 cambierà la Commissione europea, ci saremo resi conto che questo è un errore, intanto i soldi li abbiamo messi dall'altra parte. Non abbiamo più le risorse per rivedere completamente. Peraltro, tutto questo viene fatto senza nessuna analisi preliminare. Ma porca miseria, in azienda, quando si fa un cambiamento strategico, si fa un nuovo prodotto, si affronta un nuovo mercato, un cambiamento strategico, si fanno delle simulazioni, si fanno delle prove, si prova a vedere dove poi magari si fa il contrario, va bene, però lo si fa in maniera consapevole. Non c'è una analisi scientifica su tutto questo. Sul packaging è addirittura più grave, perché l'idea di Mr. Timmermans, così facciamo nomi e cognomi, è decisamente puntata sul riuso a scapito del ricircolo. Tutti noi italiani soprattutto, abbiamo lavorato moltissimo in questi anni sul ricircolo. Che cosa ha in mente questo signore? Di nuovo senza nessuna analisi. Ha in mente un'ipotesi estremamente bucolica che ve la riassumo così, in inglese si chiama farm to fork. Io la racconto così: quando io ero piccolo, sono già abbastanza anziano, mia nonna mi mandava a prendere il latte dal lattaio col pentolino. Ecco, lui ha in mente questo: riuso, non ricircolo. E ha in mente una roba che ha un impatto ambientale terrificante, è molto peggio per l'ambiente, perché sprecheremo quantità incredibili di prodotto e avremo degli effetti negativi sui consumatori e non otterremo nessun risultato. Guardate, per essere sempre più chiaro, vi faccio un altro esempio sull'acqua minerale, che così non è farmaceutico, non è PET, il sistema tedesco, ad esempio, prevede di utilizzare sì delle bottiglie di plastica, ma non riciclabile, utilizzabile, loro dicono 20 volte, in realtà si usa 7, 8, 10 volte al massimo, fanno pagare una cauzione e poi va restituito. Quindi prendono questa bottiglia, la lavano, tolgono l'etichetta, la sterilizzano, la trasportano con i camion da vuota e la ritrasportano con i camion da piena. Il nostro modello, che invece è quello del ricircolo, usa plastiche molto più leggere e soprattutto le riutilizza per scopi che non debbono essere per forza quelli del packaging, ma solo scopi di riutilizzo. Ma voi pensate ai nostri prodotti tipici, pensate, non so, io sono emiliano, al parmigiano reggiano, finita l'esportazione, perché possiamo solo esportare le forme intere, non possiamo più fare i pezzi confezionati uno per uno. Pensate alle merendine, cosa facciamo? Al PET. Il prodotto per PET andremo con il nostro sacchetto, infatti io un pastore tedesco, dovrò andare con un saccone per prendere i crocchini, insomma.
e pochi però, perché poi andranno male, quindi cioè, non ci siamo, cioè, tutto questo viene fatto, e quando si va a parlare con questa gente e si cerca di farli ragionare, ti rispondono semplicemente che il mondo non può aspettare, l'ambiente non può aspettare, bisogna fare così. Allora, guardate, questa non è una battaglia di retroguardia. L'industria italiana la vuole fare la transizione, la vuole fare anche perché può essere un buonissimo affare per noi. Noi siamo abituati a lavorare nei mercati nuovi, nei mercati dove c'è da inventare, anzi sui nostri mercati congeniali. Però non possono indicarci l'obiettivo e chiudersi anche la metodologia. Lo dico per l'imprenditore, noi stiamo combattendo, ma l'intenzione è quella di farla diventare, tra l'altro con una metodologia veramente assurda, un regolamento attivo da subito. Quindi noi siamo in trincea, l'abbiamo scoperto a Bruxelles quasi per caso, l'abbiamo scoperto, uno dei nostri lobbisti, grazie al cielo, ha partecipato a una conferenza di una ONG ambientalista che diceva no, ma state tranquilli perché adesso esce questo nuovo regolamento. Quale regolamento? E così abbiamo scoperto che stavano facendo questo regolamento tutto sbilanciato sul riuso e non sul ricircolo. Vi ripeto, noi siamo in trincea, riguarda tutti, cioè non ci sono dei mondi che si salveranno da questo. Io ho detto anche ai miei amici farmaceutici che pensavano che ovviamente non li riguardasse, come? Non può riguardare il farmaceutico. Dico no, guardate che Mr. Timmermans ha in mente il sistema americano per cui andate in farmacia, vi danno in un sacchettino 4 compresse e ve le portate a casa. Quindi buttando all'aria anni e anni di ricerche, di stabilità, di sterilità e vabbè. Bene, questo è quello che sta avvenendo in Europa. Ci sono abbastanza misteriosi le motivazioni, perché è vero che l'ambiente va protetto, è tutto vero, noi dobbiamo certamente cambiare il nostro modo anche di in qualche modo rapportarci all'ambiente, ma non è certamente questa la strada giusta. Tenete conto peraltro che tutto questo è estremamente negativo per noi italiani, che non è che siamo arrivati a questi risultati, noi abbiamo raggiunto i risultati di riciclo imposti dall'Europa 9 anni prima del tempo previsto, ma non perché, ma perché abbiamo fatto le strutture adeguate, abbiamo fatto il Corepla, abbiamo fatto i consorzi di recupero, abbiamo insegnato persino ai bambini che sono i nostri insegnanti sul ricircolo e sulla divisione dei rifiuti. No, non possiamo buttare tutto questo nel cestino, abbiamo bisogno ovviamente dell'appoggio di tutti. Io sorridevo dentro di me quando sentivo la vostra persona che si occupa di ricerca e sviluppo, perché dicevo guardate, ma non possiamo buttare tutto questo, ma abbiamo tutti dei progetti su questi temi incredibili, noi stessi abbiamo degli investimenti milionari su questi progetti e non possiamo buttare via tutto così semplicemente per un impuntamento politico di qualcuno che nemmeno fa i conti se effettivamente questo giova all'ambiente o meno. Quindi abbiamo bisogno dell'apporto di tutti, non voglio deprimere nessuno, per amor di Dio. Noi siamo imprenditori e come dico sempre siamo ottimisti per contratto, perché se non fossimo ottimisti non faremmo gli imprenditori e quindi non abbiamo alternative. Quindi coraggio, grazie, bellissima azienda, complimenti davvero, non rinunciate mai ad avere il coraggio e a spingere, perché questo siamo noi, questo è la nostra industria. Grazie mille, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie Presidente ancora. Allora siamo alla conclusione, io ringrazio molto il Presidente Marchesini per la sua, per come ci segue sempre, per la passione con cui ci segue, il supporto che ci dà e ringrazio ovviamente tantissimo Simone Palma, è stato come sempre divertente, quindi complimenti per l'azienda e in bocca al lupo davvero per tutti i progetti che ci sono. Vi ricordo che noi continueremo, arrivederci Presidente. Arrivederci, grazie a voi. Vi ricordo che noi continueremo con il nostro roadshow, quindi avremo più o meno una tappa al mese, vedremo aziende, sempre belle aziende, belle storie come quelle che abbiamo ascoltato oggi. Ringrazio quindi tutti gli intervenuti e ricordo appunto che tutto quello che avete visto oggi sarà poi anche visibile sul nostro canale YouTube. Grazie a tutti e buona serata.